Festa per la chiusura del Ramadan in tutto il Veneto. Domenica i fedeli si riuniranno in preghiera di primo mattino e poi scioglieranno il digiuno. A Resana appuntamento per i musulmani della Castellana. Alle 8:30, dopo la preghiera in arabo, l'imam pronuncerà il discorso di orientamento in italiano. In arabo come prassi della dottrina islamica e poi in italiano perché è la lingua che abbiamo in comune e qualche volta anche in dialetto veneziano. 500 le persone attese in questa tensostruttura messa a disposizione dal Comune. Diamo questo spazio messo a norma, è stato fatto un sopralluogo, transennato con i bagni, con tutte le normative che servono, con i rifiuti, pagano le loro tasse, ci tengo a dirlo. Un momento di festa che sigla la fine di un percorso di integrazione reale costruito di anno in anno che ha portato all'inserimento di molti stranieri in strutture di volontariato e di donne arabe nel locale centro Alzheimer. Un cammino fortemente voluto dall'amministrazione con a capo un sindaco leghista. Proprio dal primo giorno lui è venuto a trovarci e dice: guardate che voglio rendere questo comune il comune nei quali gli immigrati sono più integrati in tutti i comuni del Veneto. E è riuscito a farlo alla fine. 10.000 i fedeli che si riuniranno nei 20 centri islamici e nei 5 spazi messi a disposizione da diversi comuni sparsi nella provincia di Treviso sotto la presenza discreta di polizie e carabinieri con presidi in divisa a Villorba e Resana. Una sorveglianza e un servizio di osservazione che abbiamo coordinato anche con i carabinieri e che prevede una presenza anche di personale in divisa, soprattutto dove la preghiera avverrà nei luoghi pubblici.